Continuiamo nel nostro percorso dedicato alla conoscenza del territorio. In particolare abbiamo iniziato ad esplorare l'opera di Andrea Palladio, soprattutto per la parte che riguarda le sue architetture in villa, che sempre hanno rappresentato un grande legame con l'agricoltura, con il terreno, con il territorio veneto. Infatti oggi siamo a Bagnolo di Lonigo, dove possiamo incontrare Villa Pisani Bonetti, una villa che ovviamente è stata commissionata dai fratelli Pisani all'architetto Andrea Palladio e che ha realizzato su un progetto dopo il suo primo viaggio a Roma. Infatti si vede l'impronta e si vede lo studio che sempre Andrea Palladio ha dedicato alle terme, agli edifici romani. Questa villa, infatti, data la sua importanza e proprio per le sue particolarità, rappresenta l'opera studiata nella sezione dedicata a case in villa nel famoso trattato I 4 libri dell'architettura di Andrea Palladio. Notizie interessanti riguardano soprattutto il progetto di questa villa, perché inizialmente doveva prevedere due facciate, due facciate principali, una delle quali doveva guardare il fiume Gua, ma per una serie di inondazioni che nel corso del tempo si sono presentate, pare che il progetto iniziale di Andrea Palladio sia stato modificato fino ad arrivare a quella che è tutt'oggi la facciata principale, secondo uno schema particolare dove possiamo incontrare questa lavorazione a bugnato. Ora la villa è attualmente aperta e fa parte, pensate, del patrimonio UNESCO e rappresenta un fortissimo legame con il territorio e soprattutto con l'attività agricola che riguardava la famiglia Pisani, che si occupava della coltivazione e del traffico del riso. Di questo cereale importante che attualmente ancora oggi si trova qui in provincia di Rovigo e in altri territori veneti. Questo viaggio tra le ville di Andrea Palladio vi sta interessando? Siete curiosi di conoscerne altre? Scrivetelo qui sotto.